A breve l'inizio dei lavori nel quartiere di Fontanelle per la metropolitana di superficie. Incontro a Roma presso l'ENAC del presidente del consorzio Giuseppe Pendolino. Visita al comando provinciale dei Carabinieri del generale Domizzi. All'Istituto Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro la festa dello sport. Bentrovati da TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, manca poco all'inizio dei lavori per la metropolitana di superficie nel quartiere di Fontanelle. Il servizio. Torna di attualità il vecchio progetto della metropolitana di superficie nel quartiere di Fontanelle. A quanto pare ci siamo quasi, dal momento che i fondi sono disponibili e il progetto gode di tutti i visti necessari. La metropolitana di superficie, per la quale si sfrutterà la linea ferroviaria esistente, collegherà anche con l'ospedale San Giovanni di Dio di Contrada Consolida. I lavori dovrebbero iniziare a breve e terminare entro la fine dell'anno. Si è deciso di avviare il cantiere tra qualche giorno in coincidenza con la conclusione dell'anno scolastico che secondo le previsioni dovrebbe ridurre il numero dei pendolari. Nella relazione delle Ferrovie dello Stato viene spiegato che realizzare una nuova fermata significa mettere in atto tutti gli interventi a raggiungere il soddisfacimento dei singoli requisiti, con interventi finalizzati ad ottenere un percorso privo di ostacoli, ideale per le persone con disabilità. Per la stazione di Fontanelle, lungo la linea ferroviaria Palermo-Agrigento, è prevista la costruzione di una banchina per l'accesso ai treni, un fabbricato per i viaggiatori con servizi igienici, illuminazione di tutti gli spazi, aree per la lunga sosta e sosta breve, parcheggio bici, sistemi di chiusura notturna. L'area di intervento, e in particolare il piazzale della fermata, si connette alla viabilità esistente, ovvero con la via Savatteri Castelli, attraverso una diramazione che collega con la via Alessio Di Giovanni. La fermata di Fontanelle, composta da un unico binario, si posiziona tra la fermata di San Michele, direzione Palermo, e la fermata di Agrigento Bassa, offrendo agli abitanti del quartiere un utilizzo quotidiano. Prendendo visione del progetto, viene rilevata la sensibilità delle ferrovie nel prevedere una particolare attenzione alle persone disabili. Il presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, si è recato all'ENAC per discutere di aeroporto e oggi la conferenza stampa. Ascoltiamo l'intervista di Arturo Cantella. Guardi, questo chiaramente non è competenza del Libero Consorzio. Il Libero Consorzio ha fatto tutti gli sforzi per questo aeroporto, ha investito fino adesso 600.000 euro, è disponibile a investire altro, a impegnarsi anche per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico ed economica, però a oggi diciamo che aspettiamo il redigendo piano nazionale dei trasporti, perché abbiamo accettato con entusiasmo che il ministro Salvini ha detto che Agrigento sarà inserita nel piano nazionale degli aeroporti, ma fino a quando non abbiamo un atto concreto, un atto scritto dove che certifica questo che ha annunciato, in che modi e in che termini noi ci dobbiamo muovere e portare avanti tutte le procedure, noi non possiamo fare altro. Quindi noi attendiamo da parte dell'ENAC e del MIT questa risposta concreta per ritornare a Roma, sederci e tracciare qual è la strada per arrivare alla realizzazione di questo scalo aeroportuale. Il Presidente, oggi un bilancio del suo lavoro molto dedicato all'infrastruttura. Sì, per me è un bilancio, come ho detto, positivissimo. Ringrazio i dirigenti, i funzionari e tutti i dipendenti della provincia che hanno collaborato intensamente e siamo riusciti a appaltare circa 70
milioni di euro in interventi per la viabilità, per le scuole, per l'ambiente, quindi dico per il patrimonio edilizio di questa provincia. Ecco, per noi è un risultato importante e su questo tracciato, diciamo, stiamo programmando l'annualità aprile 2026, maggio 2027. Abbiamo intenzione di investire risorse importanti sempre sulla viabilità, sulle scuole e sulla proprietà degli immobili della provincia per renderli realmente visitabili e ricettivi e dare uno sbocco a tutta la provincia, che come sempre dico abbiamo una provincia meravigliosa che ha più di 100 km di coste e un'area interna meravigliosa che a tratti sembra anche alpina, perché se noi ci spostiamo verso Bivona, Santo Stefano, Alessandria, Cianciano abbiamo paesaggi meravigliosi, abbiamo un agroalimentare importante, abbiamo prodotti caseari di qualità, lo abbiamo dimostrato con la realizzazione di 2 fiere importanti a cui la provincia ha voluto partecipare, e voglio precisare che è stata l'unica provincia della Sicilia a comprare padiglioni alla fiera dell'artigianato di Milano a dicembre del 2025 e a Tutto Food ora in questi dall'11 al 14 maggio, dove 10 aziende importanti della provincia di Agrigento hanno avuto la possibilità di avere contatti con buyer di livello internazionale, perché lo sviluppo passa anche attraverso questo, attraverso la possibilità non solo della sistemazione, diciamo, di quella che è la rete viaria e scolastica e immobiliare, ma anche dando la possibilità agli imprenditori di potersi confrontare con altre realtà dell'Italia e dell'Europa per una crescita economica e uno sviluppo importante per il nostro territorio. Presidente Schifani ha detto che andare cauti sull'aeroporto di Agrigento e che chiederà chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture. Questo cosa vuol dire? Che dalla Regione c'è una sorta di antagonismo verso la struttura aeroportuale di Agrigento, magari per favorire Palermo, Catania? Ma guardi, io questo lo escludo. Schifani dice di andare cauto perché dobbiamo aspettare, ecco, questo nuovo piano nazionale degli aeroporti e poi, per come dice la norma, di concerto tra il libero consorzio, la Regione e lo Stato, trovare soluzione e risorse idonee per fare diventare concretezza la realizzazione dell'aeroporto. Un progetto di massima che abbiamo presentato, dove si prevedono circa 125 milioni per la realizzazione di questo aeroporto. Successivamente, se c'è la volontà, per come annunciata dal ministro Salvini, che diventa realmente concretezza, ma su un atto scritto e sottoscritto, la provincia ha messo da parte la modica somma di 30 milioni di euro per la realizzazione di un progetto esecutivo e di tutte le autorizzazioni che necessitano per arrivare a farlo diventare un progetto cantierabile. Dopodiché noi abbiamo 2 strade, una che è quella delle risorse regionali o nazionali se vengono erogate, altrimenti abbiamo la disponibilità di diversi imprenditori a volere contribuire affinché si faccia una partnership pubblico-privato per realizzare questo scalo. Noi ci crediamo e lo vogliamo con forza. La posizione è sempre quella su Licata. La posizione è sempre quella tra Palma e Licata. Non conviene assolutamente, perché significherebbe ricominciare da capo, quindi già sono stati fatti gli studi anamometrici, gli studi ambientali, gli studi anche in termini di vincolistica, quindi diciamo che la fase è in uno stato avanzato, quindi assolutamente non si sposterà da lì, perché altrimenti significa non volere l'aeroporto. L'aeroporto, se si farà, sarà quella, diciamo, l'area destinata, quindi speriamo che gli annunci diventano concretezza e noi ce lo aspettiamo con grande piacere.
Veglia di preghiera questa sera alle 20 presso la parrocchia San Nicola di Fontanelle alla presenza dell'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, organizzata dal centro evangelizzazione dell'arcidiocesi diretto da Don Cero Mancanello. Si pregherà per il superamento della omotransfobia e per chi ha subito violenza. Un argomento che merita la massima attenzione per superare l'intolleranza che spesso sfocia in violenza. Sempre più donne vittime di violenza che si rivolgono alle farmacie. Un convegno a Palermo dedicato proprio ai farmacisti. Ma grazie a Farmacista Insieme i passi che sono stati fatti in avanti sono tanti. La farmacia è diventata un porto sicuro, lo è dal punto di vista professionale, ma lo è anche per quel rapporto particolare che si instaura tra le donne vittime di violenza e le farmaciste. Le farmaciste sono in grado oggi di comunicare. L'esperienza di oggi che verrà qui oggi portata avanti attraverso questo incontro che prevede la partecipazione di psicologi, di magistrati, che vedrà anche delle esercitazioni pratiche su come dare la possibilità alla paziente di comunicare con la farmacista, credo che sia un grande passo in avanti che migliorerà questo rapporto. La farmacia è sicuramente il primo posto dove l'orco non pensa che la donna possa andare, quindi è più facile che ci possa essere un punto di incontro con la donna vittima di violenza in farmacia e quindi ascolto, attenzione, cura e perché no anche dare quel minimo di coraggio che può servire per la denuncia. Sicuramente noi stiamo lavorando per fare in modo di avere gli strumenti per poter aiutare queste persone e al tempo stesso, se ci riusciamo, vedere anche di poterli reinserire nel mondo del lavoro. L'ASP di Palermo ha proprio un centro che si occupa di tutto questo all'interno del Dipartimento della Famiglia. Io oggi qua mi trovo in una veste un po' differente, cioè quella di poter parlare di come fare in modo che i farmacisti possano aiutare le donne intercettando le varie risposte da dare più corrette per aiutare le donne a venire fuori da situazioni di maltrattamento e di abuso. L'ASP di Palermo è in prima linea nella lotta contro il maltrattamento delle donne con vari servizi che appunto si occupano di tutto ciò. Io preferisco, più che parlare di malattie di genere, la violenza crea sempre problemi, non solo sotto l'aspetto psicologico o altro, ma anche sotto l'aspetto organico, come è stato detto. Ebbene, dinanzi a uno stato di non perfetta salute o quando si subisce violenza, sappiamo che anche le malattie immunitarie sono presenti. E allora il medico deve essere pronto quando si parla di una malattia a capire che cosa c'è e che cosa c'è stato dopo. E non si parla di malattie a insorgenza subito dopo la violenza, quindi la frattura di ossa, ma si parla di malattie più subdole che possono comparire anche a distanza di tempo e la cui causa, la genesi di questa malattia, bisogna andarla a cercare nella storia anamnestica anche nella violenza subita. Il comandante interregionale dei Carabinieri, generale Claudio Domizzi, ha visitato il comando provinciale di Agrigento, dove è stato accolto dal colonnello Nicola De Tullio e dai comandanti dei vari reparti, compreso il nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro. Successivamente il generale si è recato alla caserma di Sant'Angelo Muxaro. Prima di incontrare i militari dell'Arma, il generale Domizzi ha incontrato le autorità, tra cui il prefetto Caccamo. La festa di quartiere nel quartiere agrigentino di Fontanelle quest'anno si svolgerà dal 4 al 14 giugno. La festa, dicono gli organizzatori, sta tornando e sarà come ogni anno un momento da vivere insieme. Ad organizzare il tutto sono i giovani del comitato Fontanelle Insieme in collaborazione con la parrocchia di San Nicola. Si è svolta presso l'Istituto Comprensivo Tomasi di Lampedusa di Palma di Montecaro la festa dello sport. Ci sono le interviste.
Questa è una festa voluta da due professoresse della scuola che sono Alice Falsone e la professoressa Setticasi, sono due splendide professioniste dello sport e tutti i ragazzi ovviamente, se opportunamente motivati, portano risultati meravigliosi e straordinari e credono nei valori. I valori dello sport si possono tra l'altro trasferire nella didattica, per esempio il gioco di squadra diventa cooperative learning nella vita, si spera nella vita, quindi la lealtà, l'altruismo. Desidero ringraziare i giornalisti che mi sono sempre vicini, non solo Angelo Augusto, il caro amico Angelo Augusto, ma anche Filippo Bellia che per la Sicilia ha scritto un bellissimo articolo, ma soprattutto la mia grande amica Margherita Trupiano, giornalista professionista che mi aiuta a portare fuori il bello della scuola. Siamo stati veramente contenti di ricevere questo invito e oggi rappresento l'amministrazione comunale portando i saluti del nostro sindaco Stefano Castellino e di tutta l'amministrazione. Onorati veramente di aver ricevuto questo invito in questo progetto che profuma proprio di inclusione, di aggregazione, di gruppo. Riusiamo un dono alla Croce Rossa a cura delle scuole a Caltanissetta. Vediamo di che si tratta. Non rifiuti ma oggetti che possono avere una seconda vita, oggetti che possono fare la differenza. Da questa idea nasce Riusiamo, una comunità circolare urbana che mette al centro persone, scuole e territorio. Il progetto è promosso da 1-1 insieme alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta, dal Comune di Caltanissetta e da Asti. Le scuole interessate si stanno prendendo carico di raccogliere tutti quei piccoli elettrodomestici che a casa non utilizziamo, che a volte ci danno fastidio, per poter dar loro una seconda vita. Stiamo parlando di piccoli frullatori, di tostapane, un phone, una lampada, un tablet, tutto quanto è possibile donare in quanto a casa nostra non viene più utilizzato. Sarà cura poi della Croce Rossa recuperare all'interno delle scuole tutti questi materiali e trasferirli al centro del riuso. Non solo raccolta, ma anche educazione al riuso e alla cultura del dono, che coinvolge l'intera comunità cittadina. Per promuovere la divulgazione abbiamo predisposto dei volantini, dei fumetti, delle attività video che potrebbero invogliare, comunicare e informare le famiglie sull'importanza del progetto. Le scuole saranno il cuore operativo del percorso, sia per la raccolta, sia per i momenti di formazione in aula, con lezioni dedicate alla cultura del riuso e del dono. Quindi nelle scuole sono stati predisposti degli appositi contenitori dove si potranno depositare questi piccoli elettrodomestici. A conclusione del progetto, gli oggetti raccolti verranno selezionati e destinati a chi ne ha più bisogno attraverso la rete solidale della Croce Rossa. Il periodo della raccolta è già in atto e fino a fine maggio è possibile portare nelle scuole questi oggetti. Inserito nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, il progetto si colloca all'interno di un'ampia serie di attività diffuse su tutto il territorio nazionale. Con questa iniziativa, per le persone meno abbienti, stiamo raccogliendo questa serata e già abbiamo riempito un contenitore, ma arriveranno altre cose, di elettrodomestici, giocattoli che magari uno si trova a casa senza usare e che invece possono essere utilmente usati anche da altre persone. E siamo ben felici di aver ospitato questa iniziativa. Presentati ad Alcamo dallo Svimez i dati del 2025 relativi all'economia. Cosa raccontiamo a questa platea? Alla Svimez presentiamo a qualche mese di distanza il rapporto, mesi nei quali sono cambiate molte cose, c'è un nuovo scenario più problematico di crescita sia per il paese che per il sud, per la Sicilia. Partiamo però dalle buone notizie, cioè un quadro di crescita positiva almeno fino al 24, con un buon andamento dell'industria in Sicilia più ancora che al sud, con un'occupazione che è cresciuta sì, ma non è stata sufficiente a trattenere i nostri giovani. Non ha frenato quello che è un problema strutturale della Sicilia e del sud, che è la fuga delle nostre migliori competenze dei ragazzi che continuano ad andare via. L'occasione per riflettere dei divari tra nord e sud, quindi per noi il focus ovviamente è sulla Sicilia, sul nostro
territorio e prendiamo spunti da questo studio annuale che fa lo Svimez, giovani che lasciano la nostra terra, 40.000 all'anno, 350.000 negli ultimi 20 anni hanno lasciato il Mezzogiorno e questo non lo possiamo permettere. Proposte per ridurre le diseguaglianze, per ridurre questo divario nord-sud, proposte di cui parleremo anche grazie alle iniziative dell'Unione Europea, il nuovo bilancio pluriennale 2028-2034 di cui mi sto occupando nella qualità di vicepresidente della Commissione per i bilanci del Parlamento Europeo, ma anche la nuova strategia per le isole, il nuovo patto per il Mediterraneo, la nuova strategia per il diritto a restare dei giovani. Obiettivamente la Sicilia ha bisogno di dotarsi di una politica industriale, ha bisogno di scegliere misure selettive per orientare gli investimenti, ha bisogno di recuperare il gap salariale che con l'inflazione crescente ha eroso i redditi delle famiglie siciliane più di quelle del resto del paese, ha bisogno di un nuovo piano infrastrutturale che consenta alle nostre imprese di essere competitive, ha bisogno di applicare l'articolo 119 della Costituzione recuperando i 6 punti di PIL che vengono persi ogni anno per effetto, e quindi circa 6 miliardi, 7 miliardi di euro che vengono persi ogni anno, e ha bisogno di dare voce ai nostri giovani, ai quali non bisogna dire che sono il futuro, ma che sono il presente, e proprio perché sono il presente la loro opinione deve contare sin da subito. A lungo andare non rischiamo di trasformare un'isola in un grosso reparto di lungodegenza. Questo è quello che sostanzialmente ci raccontano le previsioni demografiche dell'Istat, cioè al 2050 un aumento consistente della quota di anziani, e questi sono trend demografici che devono essere negativi, che devono essere contrastati con politiche per la famiglia, per la natalità, ma anche noi diciamo con politiche inclusive per la cittadinanza. Sono trend che possono essere invertiti a patto che le politiche vengano orientate in questa direzione. La politica che si svuota di partiti con ideali come era nella Prima Repubblica, la politica che adesso vi sono gli uomini che trascinano il consenso, gli si appiccica addosso un'etichetta così di un nome qualsiasi alla ricerca del voto. Ma cosa abbiamo prodotto? La politica, a prescindere dal colore, dovrebbe dal nostro punto di vista recuperare l'idea che la questione del Sud è una questione unitaria per il Paese. Recuperare quell'idea vorrebbe dire avere la consapevolezza finalmente che senza il Sud, che è una parte ampia del Paese, per poterla lasciarla indietro, il Sud ha dimostrato che quando è messo nelle condizioni, con il PNRR, le politiche di stimolo espansivo che ha avuto, quando è messo nelle condizioni di crescere riesce a farle, e quindi ora bisogna dare continuità agli investimenti per fare in modo che questa non sia solamente una convergenza temporanea, ma che sia strutturale. Occasione di riflessione per tutti i livelli politici, da quello comunale fino ad arrivare a quello europeo, perché occorre mettere fine a questo esodo. Domanda politica non posso esimermi da fargliela. Ecco, un anno di questi tempi la Sicilia sarà chiamata ad esprimere il futuro Parlamento regionale. Gli osservatori e gli analisti dicono che se il centro-sinistra riuscirà a trovare il candidato giusto, e allora le elezioni le vincerà. Dobbiamo partire da un buon programma per la Sicilia e con questo conquistare la fiducia dei nostri elettori. Serve una coalizione competitiva, quindi un centro-sinistra largo anche con il pieno coinvolgimento del Movimento 5 Stelle, dei movimenti civici che possono essere coerenti rispetto a una visione progressista. Certamente anche la scelta del candidato è importante, ma se ne parlerà al momento opportuno. Prima pensiamo al programma e costruiamolo nel confronto con i cittadini. A Palermo, davanti alla prefettura, un sit-in contro la guerra in Palestina. Vediamo. In protesta in una giornata di sciopero generale in difesa della flottiglia. In questi minuti ci giunge notizia che le navi della flottiglia sono attaccate dalla pirateria israeliana. Ancora una volta Israele in acque internazionali attacca il convoglio di più di 50 barche della flottiglia e impedire di portare gli aiuti umanitari a Gaza. Quindi è una giornata centrata benissimo, perché ancora una volta gli scenari di guerra internazionali, il Giro in Palestina, chiamano questo paese a esprimere con forza un modo di solidarietà. Un modo di solidarietà che però non è solo legato alla questione della Palestina e fondamentalmente degli scenari internazionali di guerra, ma anche una giornata di sciopero generale, perché vuole dire che noi ci opponiamo alla logica del riarmo e della corsa agli armamenti che sta caratterizzando tutto a livello internazionale il mondo, e che noi crediamo sia funzionale fondamentalmente ai poteri forti per stabilire sempre di più un'economia legata allo sviluppo
militare, non invece a una logica di pace. Quindi oggi è una giornata di sciopero generale che continuerà probabilmente anche nel pomeriggio, perché se arriveranno notizie di abbordaggi con un pericolo imminente per coloro che sono sulla flottiglia, noi ritorneremo in piazza, perché crediamo che la solidarietà internazionale sia il viatico fondamentale per una logica di pace e non di guerra. Nuove risorse per l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, destinate tra l'altro alla radioterapia oncologica. Arturo Cantella. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento imprime una decisa accelerazione al potenziamento del patrimonio tecnologico del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio. Sono attualmente in fase di formale stipula gli accordi istituzionali per la gestione di 2 macrofinanziamenti destinati a rivoluzionare l'offerta clinica del territorio. Il primo asse di intervento è dedicato alla radioterapia oncologica, garantisce lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'acquisto di un secondo acceleratore lineare e per la realizzazione del relativo bunker. Le modalità di erogazione e gestione del finanziamento sono disciplinate in un accordo stipulato con il Ministero della Salute in diretta e rigorosa attuazione della norma istitutiva prevista nella finanziaria, convertito con modificazione nella legge 18 dicembre 2025. Parallelamente prosegue anche l'iter per l'acquisizione di un avanzato sistema di chirurgia robotica mini-invasiva per un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, coperto attraverso l'impiego delle risorse residue della legge 6788. L'iter per la dotazione della piattaforma robotica è frutto di una stretta sinergia tra l'assessorato alla salute della Regione con apposita delibera. Infatti la Giunta ha formalmente validato la proposta di utilizzare i fondi garantendo la necessaria quota di cofinanziamento regionale, dando il definitivo impulso per la stipula dell'accordo di programma. L'innesto simultaneo di queste 2 tecnologie di vertice persegue obiettivi clinici e gestionali chiari: innalzare la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti chirurgici ad alta complessità, arginare in maniera strutturale l'emorragia finanziaria della mobilità passiva extraprovinciale ed extraregionale, procedere a un drastico abbattimento delle liste di attesa. L'ASP di Agrigento punta così a restituire centralità alla sanità pubblica locale, garantendo ai pazienti cure tempestive, mini-invasive di eccellenza nel proprio contesto di prossimità. A Castel di Tusa, nel Messinese, la festa in onore di Maria Santissima della Catena. Vediamo. 10 giorni intensi, scanditi dalla fede, dalla tradizione e da un forte senso di appartenenza comunitaria. Castel di Tusa ha vissuto con grande partecipazione i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Catena, appuntamento profondamente radicato nella storia e nell'identità del borgo marinaro alesino. Un programma ricco e articolato ha accompagnato residenti e migranti, rientrati per l'occasione, numerosi visitatori lungo un percorso fatto di celebrazioni religiose, riti popolari e momenti di aggregazione che hanno animato le vie e le piazze del paese, trasformando Castel di Tusa in un luogo di incontro, spiritualità e di condivisione. Il culmine dei festeggiamenti si è raggiunto nella giornata dedicata all'ascensione del Signore, quando la comunità si è stretta attorno alla propria patrona in occasione della tradizionale e solenne processione del simulacro di Maria Santissima della Catena. Il corteo religioso, accompagnato dalla partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, ha attraversato le strade del borgo in un clima di intensa devozione e raccoglimento. Lungo il percorso centinaia di fedeli hanno seguito la Madonna con preghiere, canti e segni di profonda partecipazione spirituale, rinnovando un legame che attraversa generazioni e che continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti dell'anno per l'intera comunità. Le luminarie, gli addobbi e l'atmosfera festosa hanno fatto da cornice una celebrazione che unisce il valore religioso a quello culturale e identitario. I festeggiamenti hanno rappresentato non soltanto un evento religioso, ma anche una testimonianza viva della capacità di una comunità di
custodire e tramandare le proprie tradizioni. Castel di Tusa ancora una volta ha dimostrato come la devozione popolare possa trasformarsi in occasione di unità, memoria collettiva e valorizzazione del territorio. Un'edizione particolarmente partecipata che si chiude lasciando negli occhi e nel cuore dei fedeli immagini di grande intensità spirituale e confermando il profondo legame tra il popolo alesino e Maria Santissima della Catena, simbolo di protezione, speranza e identità comunitaria. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.